Ieri la prima domenica dei festeggiamenti in onore del santo più amato dagli agrigentini e sabato scorso appuntamento tematico organizzato dal Comitato Antiche Tradizioni Popolari all'Accademia d'Arte. A Partinico è arrestato 77enne accusato di aver ucciso a coltellate un 80enne. Arrestato carabiniere in servizio a Licata ed una coppia. 3 morti in mare in Sicilia nel corso del fine settimana. Trovato morto in una scarpata escursionista, stava festeggiando i suoi 40 anni ad Edice, cade in un pozzo e muore. Il presidente della regione siciliana raggiunge il consenso del 50% ed è al 7° posto della classifica di gradimento dei governatori in Italia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo della fede, della devozione, delle tradizioni che ruotano attorno alla figura del Santo Nero ad Agrigento. Ieri, la prima domenica, c'è il servizio. Già di buon mattino l'arrivo dei pellegrinaggi, dei gruppi parrocchiali ed inizio delle sante messe nel santuario. Alle 12 l'uscita del simulacro per la processione diurna, a mezzanotte il rientro di San Calogero. Una processione, quella di ieri, con un notevole dispiegamento di forze dell'ordine che, come annunciato, hanno sorvegliato il simulacro e una buona condotta dei fedeli. L'ordinanza di quest'anno vieta i tradizionali abbracci dei fedeli al simulacro. Una festa dunque ordinata e controllata che raccoglie comunque attorno a San Calogero sempre tantissima gente. È il momento più atteso nel quale fede e tradizione, religione e paganesimo si fondono in un tutt'uno particolare e suggestivo. Tutto è iniziato alle 7 con l'alborata e lo sparo dei mortaretti, poi le messe. A mezzogiorno il simulacro di San Calogero esce dal santuario tra l'entusiasmo e gli applausi della gente. Numerosi fedeli e turisti, sempre incuriositi dalle celebrazioni, presenti per un tributo, una promessa. La statua del santo è portata fuori dal santuario dai devoti portatori, a cui resta affidata per tutta la giornata, lungo il tradizionale percorso del centro storico cittadino. Poi la sistemazione della statua sul carro trionfale e il ritorno in serata nel santuario, accompagnato dalla banda e dal fuoco dei giochi pirotecnici. Una festa di popolo, un atto di amore, quello degli agrigentini nei confronti del santo che salvò la città dalla peste. Un omaggio, una devozione che non conosce limiti ed età. Da secoli d'altronde è così. Cala il sipario sulla prima domenica di San Calogero. Domenica prossima la giornata conclusiva dei festeggiamenti con l'uscita del santo alle 13. Capo, il pastore della chiesa agrigentina per la prima volta alla processione di San Calogero. Qual è questo messaggio? Ce lo vuole spiegare? Cosa vuol dire? Ma io non sapevo che fosse la prima volta, però io dico, penso che per dialogare, per crescere insieme alla pietà popolare, bisogna condividere la strada, bisogna condividere, in questo caso come oggi, bisogna condividere i sudori, ma da questa condivisione nasce quel dialogo che fa crescere tutti, fa crescere nella fede soprattutto e nel portare anche temi di Vangelo in quelle espressioni religiose dove il Vangelo ancora non ha messo radici, ma oppure è immaturo, ma per fare questo dialogo bisogna esserci. Incontro dedicato alla festa di San Calogero all'Accademia di Belle Arti Michelangelo nel cuore del centro storico di Agrigento. L'iniziativa organizzata dal Comitato Tradizioni Popolari Siciliane intende raccontare la storia del Santo Nero e le sue antiche usanze. Arturo Cantella. Una bella cerimonia è andata a buon fine con la partecipazione di tanta gente, tante personalità che hanno voluto dire la sua su San Calogero e poi la consegna delle targhe alle famiglie dei portatori. Sì, una bella iniziativa,
quest'anno diciamo che precede domani la grande cerimonia della festa di San Calò, però sono veramente onorato che tutto sia andato bene, la presenza dell'avvocato Guardi, di Gianfranco Iannuzzo, dell'assessore Zambuto, diciamo, qualifico ulteriormente questa iniziativa bella, spontanea, che vuole ricordare e testimoniare la fede, la devozione e la tradizione verso la festa più amata e più bella della città, San Calò. Agrigentino tra gli agrigentini per una festa che è nel mio cuore. Io ho sempre fatto dipendere da San Calogero, dalle date di San Calogero, l'inizio delle mie vacanze. Quando a Roma ero un po' più impegnato con la televisione, adesso un po' meno, mi dicevano sì, però dovrò fare una riunione. Io fino alla prima domenica di luglio, perché? E poi traducevo subito in siciliano, perché poi c'è San Calò. Prego, c'è San Calogero e non sentivo ragioni. Quindi il mio legame con la città e con San Calogero è di cuore, è fisico, è di amore, e vedo che tutti quanti siamo legati nello stesso affetto. Viva San Calò! Sono orgogliosissimo di essere qua, perché San Calò è stato il simbolo di uno spettacolo che, credetemi, ha avuto un successo straordinario, si chiama Girgenti Amore Mio, e che lo abbia qui da noi ha una valenza meravigliosa, della quale sono comunque contento, grazie Domenico, ma che lo abbia avuto a Trieste, a Venezia, a Roma, a Milano, è una cosa che mi ha inorgoglito, tra l'altro in compagnia dei nostri padroni di casa, in qualche modo, dei signori Casesa, che hanno già detto quanto per tradizione abbiano sempre amato questa manifestazione, di questa processione di San Calò. San Calò io l'ho imparato soltanto qualche anno fa, quando insieme a mia moglie siamo venuti qui per fare dei filmati che volevamo proiettare proprio durante lo spettacolo. San Calò, oggi lo sappiamo, ma guariva gli appestati, e quindi noi tutti agrigentini già allora gli tiravamo il pane da lontano perché avevamo paura di prendere il contagio. È molto attuale nei giorni nostri questa faccenda, ma questo debito di riconoscenza noi agrigentini lo salviamo ancora così, al passaggio del santo, dai balconi, dalle finestre, noi tutti agrigentini ci tiriamo pane. Io onestamente il problema culturale, politico non me lo sono mai posto. Io non sono agrigentino, sono para-agrigentino, io sono un piccolo paese qua vicino, e ricordo da bambino, nel periodo della ricorrenza di San Calogero, nel mio paese, senza che ci fosse alcuna influenza della festa, diciamo, diretta, né spettacoli né altre iniziative, però in quel momento bisognava sospendere tutte le iniziative perché c'era San Calò. Dove era San Calò? Ad Agrigento, quindi anche un paese vicino, pur non partecipando direttamente, sentiva questo. Io poi, essendo venuto ad abitare e vivere ad Agrigento, sono stato trasportato da questa festa che ha qualcosa di più della festa normale, tradizionale, è un sentimento, è qualcosa che provoca un trasporto nella gente senza che vi siano così distinzioni di carattere sociale o anche politico. Quindi io posso fare un elenco di nomi di tanti amici miei e miei compagni che io regolarmente per tutte le feste di San Calogero ritrovo al santuario. San Calogero è una festa che unisce la città. È ancora uno di quei momenti in cui davvero la città si ritrova unita
ed è bello oggi questa manifestazione proprio perché coltiva la tradizione e coltiva un momento di unione in un tempo in cui, diciamo, vediamo una società molto fluida, in cui pare che niente leghi più. Oggi ancora c'è questa grande tradizione che lega la storia della nostra città e quindi la nostra Agrigento. Grazie, voglio cantare, e strade mille non si fabbricare in massa cantare. Viva, 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 viva Santa. Da tutti gli altri lo vanno a applicare senza sapere capire quale basta cantare. Lo padre terra me la va a lasciare, senza niente in questa città non ci può stare. Viva, 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 viva Santa Rosa. Viva, 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 viva. E quando passa la processione sopra la mano marchettare, pagare strada va a salvare e il tempo buono se la fa. E la campagna la faccio venire, e la vanno a mandare, e la stagione la voglio fare, bisogna la viva della mangiare, e non bisogna della mangiare, perché sono ancora di giovane. E chi so salvo di vuole bene. Viva, 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 viva San Calò. Viva, 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 viva San Calorio di Giorgetti, San Calorio da Marina, San Calorio di Grotti, mangia viva e senti forte. Viva, 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 viva San Calò. Viva, 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 viva. Hey! San Calò! Evviva San Calò! Ucciso a coltellate a ben 88 anni e ad assassinarlo sarebbe stato un altro anziano, un 75enne, si chiama Nazareno Monte ed è stato bloccato dai carabinieri mentre serenamente si trovava al bar in pieno centro a Partinico. I dettagli nel servizio. Ucciso a coltellate a ben 88 anni, ad assassinarlo sarebbe stato un altro anziano di 75 anni. Si chiama Nazareno Monte ed è stato bloccato dai carabinieri mentre serenamente si trovava al bar in pieno centro a Partinico, nel Palermitano. I carabinieri hanno così eseguito a Partinico una ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP di Palermo capoluogo nei confronti del 75enne partinicese accusato dell'omicidio di Leonardo Lauriano, pensionato 88enne di Partinico, ucciso con numerose coltellate il 5 novembre dello scorso anno. Le indagini dei militari sono iniziate alle 19 del 5 novembre scorso, quando nel garage dell'abitazione è stato ritrovato il cadavere. Grazie agli accertamenti tecnici svolti su reperti sequestrati è stato possibile trovare tracce biologiche riconducibili alla vittima su alcuni oggetti e capi di abbigliamento appartenuti all'indagato, oltre al fatto che dall'esame dei filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi dell'abitazione di Lauriano sono stati ricostruiti gli spostamenti dell'indagato il 5 novembre scorso e ne è stata documentata la presenza nei pressi della scena del delitto. Il movente dell'assassinio sarebbe di natura economica, avrebbe agito con efferatezza, rabbia e violenza estrema ed inaudita. Dall'autopsia sul corpo di Leonardo Lauriano era emerso subito un primo identikit dell'omicida, e cioè che l'assassino dell'88enne di Partinico, finito nel garage di casa sua in via Marconi, ha agito con crudeltà e ferocia, segno che probabilmente quanto accaduto sia il culmine di una acredine maturata tra l'anziano e il suo carnefice. Quel che è emerso dall'autopsia è il numero impressionante di coltellate nei confronti di Lauriano, ben 59 sparse tra il collo e il torace. L'anziano era ritenuto nel paese un benestante
Si era sparsa la diceria che l'uomo tenesse soldi in casa. Nel 2012 e nel 2014 era rimasto vittima di rapine. Nell'ultimo colpo si racconta che fossero stati portati via 90.000 euro. L'uomo non si fidava delle banche, preferiva tenere contanti in casa. Forse anche stavolta potrebbe essere stato qualcuno che voleva derubarlo. L'uomo era sempre generoso e la porta di casa sua era sempre aperta a quanti chiedevano aiuto. 3 morti in mare nel fine settimana in Sicilia. In provincia di Siracusa, a Pachino, in contrada Granelli, un uomo di 40 anni su di un materassino si è allontanato al largo e durante il rientro è stato colto da un malore. Inutile si è rivelato il trasporto a riva e il soccorso. Ancora in provincia di Siracusa, nella zona Portopalo di Capopassero, in contrada Guardiani, è stato recuperato il cadavere di un uomo di 80 anni morto dopo essersi tuffato in acqua. A Favignana è morto un sub di 52 anni, David Salvatori, probabilmente stroncato da un malore. Ed un escursionista bergamasco che risultava disperso da venerdì sull'isola di Marettimo in provincia di Trapani è stato trovato morto ieri mattina al termine di una complessa operazione di ricerca. L'uomo, 57 anni, originario della provincia di Bergamo, in vacanza nelle isole Egadi, venerdì mattina era uscito solo in un'escursione con l'obiettivo di raggiungere Cala Bianca. Il gestore del B&B che lo ospitava, non vedendolo rientrare, ha lanciato l'allarme facendo scattare le operazioni di ricerca. Il corpo è stato trovato in una scarpata a picco sul mare nella zona di Punta Galera. Stava festeggiando il suo compleanno ad Erice nel Trapanese con amici e parenti quando si è rotta una lastra che copriva un pozzo artesiano profondo 25 metri e l'uomo, che compiva 40 anni, ci è finito dentro morendo. La vittima è Antonio Andreani di Molfetta. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo la mezzanotte in contrada Pegno, dove il quarantenne aveva preso in affitto una villetta. Andreani stava ballando sulla copertura del pozzo quando la struttura che lo copriva ha ceduto. Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato il corpo solo intorno alle 4 del mattino, dopo l'arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. Andreani aveva una profonda ferita alla testa. La salma adesso si trova alla camera mortuaria di Marsala per l'autopsia disposta dalla procura di Trapani. Nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, coordinata dall'aggiunto Paolo Guido, i carabinieri del ROS di Palermo hanno arrestato il luogotenente dell'Arma Gianfranco Antonuccio, in servizio al reparto investigativo della compagnia di Licata. Il militare è accusato di induzione a consegnare denaro, traffico di monete false e rivelazione di segreto d'ufficio. I militari hanno arrestato anche una donna e un uomo a cui Antonuccio avrebbe fatto dei favori in cambio di soldi. In alcune occasioni avrebbe fornito notizie riguardanti il figlio della donna. Tra gli elementi a carico di Antonuccio ci sono le dichiarazioni dell'avvocato Angela Porcello, ritenuta tra i capi di Cosa Nostra Agrigentina, finita in manette in una indagine che ha svelato il suo ruolo di intermediario con boss di spicco detenuti, ma non tenuta in considerazione al momento nell'ambito dell'odierna inchiesta. La donna ha dichiarato ai PM che il carabiniere avrebbe chiesto 1.500 euro al suo compagno, il capomafia Giancarlo Buggea, quando questi era ai domiciliari. Antonuccio, incaricato di controllare che Buggea rispettasse le prescrizioni imposte dalla misura, avrebbe in cambio chiuso un occhio sul comportamento del boss. Il nome del carabiniere ricorre inoltre in diverse intercettazioni, dalle quali emergono anche i suoi rapporti con un'organizzazione di trafficanti di droga. Interrogatorio di garanzia davanti il GIP del Tribunale di Caltagirone per il 50enne Salvatore Di Caro di Favara, coinvolto assieme ad altre 7 persone nell'operazione Sex Indoor eseguita dagli agenti del commissariato di Caltagirone, coadiuvati dalla squadra mobile di Catania Agrigento, che ipotizza un presunto gruppo criminale che sfruttava la prostituzione
di giovani donne, prevalentemente straniere, a Caltagirone. L'uomo, difeso dall'avvocato Monica Malogioglio, ha risposto alle domande del giudice respingendo le accuse. Faccio il tassista, ho solamente effettuato 2 trasferte per 2 donne sudamericane che mi avevano chiesto di accompagnarle a Caltagirone ad un indirizzo che sconosco. Il legale al termine dell'interrogatorio ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Il giudice deciderà nelle prossime ore. Il favarese è accusato di associazione per delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, raggiunge il 50% del consenso e il 7° posto nella classifica di gradimento dei governatori in Italia. C'è il servizio. Mentre la sua ricandidatura continua a spaccare il centrodestra in una faglia che a Palermo vede Fratelli d'Italia opporsi agli altri, riottosi alleati, Musumeci fa un balzo nella classifica che riguarda gli indici di gradimento. Il governatore sale di 10 punti ed è 7° tra i presidenti di regione. Comanda però sempre Zaia nel Veneto. È quello che rivela il consenso misurato del Governance Poll 2022 realizzato dal noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Il Governance Poll 2022 ha preso in considerazione 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 ovviamente non rientrano nella suddetta classifica. Tra i governatori dietro Zaia c'è un altro leghista, Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, poi Stefano Bonaccini, Emilia Romagna. Interessante il fatto che Musumeci occupi la 7ª posizione insieme al presidente della Lombardia, Attilio Fontana. Entrambi conquistano un 50% del consenso. In queste 2 regioni si voterà nei prossimi mesi. Se il 70% dei cittadini si dice pronto a confermare Zaia alla guida del Veneto a Milano, si legge sul sito del Sole 24 Ore, il presidente lombardo Attilio Fontana continua a viaggiare a metà classifica, spaccando esattamente a metà l'elettorato con un risultato che promette di animare ulteriormente le discussioni nel centrodestra alle prese con le ambizioni presidenziali di Letizia Moratti, attuale vice di Fontana. Scenario simile a quello che all'altro capo del paese vede in Sicilia il presidente uscente Nello Musumeci attestarsi al 50% dei consensi, esattamente come Fontana. Nel centro-sinistra dietro a Bonaccini continua a brillare l'eterodosso Vincenzo De Luca, promosso dai campani con un robusto 58% che lo appaia al 5° posto alla new entry di Roberto Chiuto, presidente forzista della Calabria, mentre gli altri presidenti targati PD continuano a viaggiare nelle parti più basse della classifica, giù fino a Nicola Zingaretti, che non sembra aver beneficiato del tramonto degli impegni nazionali alla segreteria del PD e raccoglie un 37% che lo spinge al penultimo posto, sopra solo al molisano Donato Toma con il suo 35%. Terremoto all'alba al largo delle coste siciliane nel Tirreno meridionale. La scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 6:18. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 308 km a nord delle isole Eolie. Un 43enne è evaso dagli arresti domiciliari per recarsi nel commissariato Zisa Borgonuovo a Palermo per chiedere di essere trasferito in carcere. Non ce la faccio più con mia moglie, ha detto ai poliziotti, preferisco andare in cella. Una richiesta che non poteva essere esaudita visto che non era possibile convertire la misura. L'uomo è stato denunciato per evasione e riaccompagnato agli arresti domiciliari a casa. Conferenza stampa stamani dell'estate Empedocline. Il sindaco Calogero Martello in tandem con Enel presenta le iniziative a partire dal 7 luglio e fino ai festeggiamenti di San Calogero a settembre. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi una conferenza stampa qui presso la sede della centrale Enel di Porto Empedocle, questo anche a testimonianza di una centrale che vuole essere punto di riferimento per la città di Porto Empedocle. Una conferenza stampa per annunciare che finalmente dopo la pausa del Covid riprendono gli spettacoli estivi grazie anche a una forma di collaborazione proprio con l'Enel. Sindaco, allora se ci vuole anticipare qualche iniziativa. Sì, stanno avendo avuto la possibilità di
di non avere vincoli particolari dal punto di vista della sicurezza Covid, abbiamo ritenuto opportuno, anche in collaborazione con l'Enel, di stilare un programma che preveda delle manifestazioni per l'estate in pedoclina, che consenta alla gente di ritornare in piazza, di aggregarsi e di fare in modo di cercare di dimenticare i 2 anni passati. Si tratta di una cartellonistica che vede quest'anno rispetto agli anni passati un impegno da parte dell'amministrazione, soprattutto all'interno della cultura. Infatti abbiamo deciso di riprendere quello che era una volta il premio Vigata, che è una serie di manifestazioni teatrali che a suo tempo avevano portato nel nostro territorio un afflusso di persone dagli altri comuni, che ritengo che porta in bello che sia bello di cultura e non soltanto di balletti. Oltre a questo è chiaro che vi sono delle manifestazioni che riguardano il jazz, che riguardano il cabaret, che riguardano la festa della Madonna e anche San Calogero. Tutta una cartellonistica che ci vedrà impegnati da qui, già a partire dal giorno 7 di luglio e fino alla fine della metà di settembre, tutte le manifestazioni che finalmente riporteranno in piazza la gente, perché oggi la gente ha bisogno di dimenticare quello che è stato in passato. Noi abbiamo lavorato su quello che è questa cartellonistica, riteniamo di aver fatto un buon lavoro, tutto si può sempre migliorare, però ad oggi riteniamo che queste siano le migliori proposte che potevamo portare. Quindi grazie a noi, grazie all'Enel che ci è stata vicina in questo momento e speriamo che quest'estate passi in modo allegro per tutti e in sicurezza. Assessore Picone, ecco, finalmente dopo 2 anni di pandemia, grazie anche a questa collaborazione con l'Enel che vuole aprire la propria centrale alla città, si avvia un programma per le manifestazioni estive. Ecco, se lei, che effettivamente ha collaborato un po' e ha dovuto fare anche un lavoro particolare, perché le richieste, come ha detto in conferenza stampa, sono state tantissime, però ovviamente si deve dare una priorità. Ecco, qualche anticipazione in merito, cosa potranno vedere gli empedoclini, ma non solo, ma anche chi viene dall'entroterra a godersi il mare di Porto Empedocle e le bellezze empedocline? Sì, abbiamo fortemente voluto organizzare questa estate empedoclina proprio per allietare la permanenza dei turisti, ma anche i cittadini che dopo 2 anni di pandemia sono stati fermi e adesso aspettano con grande vigore una stagione balneare che gli possa consentire di svagarsi come è giusto che sia. Noi abbiamo organizzato un programma che prevede una serie di spettacoli, una serie di rappresentazioni teatrali, 7 serate di musica italiana. Diciamo che è un programma abbastanza nutrito nell'economia delle somme a noi a disposizione. Abbiamo voluto oggi fare questa conferenza stampa qui nei locali dell'Enel proprio per testimoniare la nostra gratitudine all'Enel che ci ha supportato in una situazione economico-finanziaria del Comune difficile, perché come tutti ben sapete il Comune è in dissesto finanziario. Grazie a Enel e grazie a qualche altro sponsor stiamo vedendo di organizzare questa graziosa, bella a nostro parere, manifestazione che possa allenare nel massimo della sicurezza delle norme anti-Covid una stagione estiva diciamo, che possa essere confortevole. Cala il sipario sulla 23esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, a curare la direzione artistica il nostro Giuseppe Moscato. Arturo Cantella. Ritorna il premio con tanti premiati, un premio significativo che dà lustro anche alla sicilianità, come li diceva nel suo intervento. Sì, un premio che veramente ogni anno cresce e cresce soprattutto per l'entusiasmo dei poeti, degli scrittori e soprattutto cresce perché la gente ci segue e per me questa è una grandissima soddisfazione. Io a tale proposito veramente devo ringraziare le giurie, devo ringraziare l'ente parco, devo ringraziare i presentatori, tutti quelli che ci seguono, perché se questo premio è diventato quello che è, lo si deve a tutte queste belle persone che girano attorno al premio Buttitta. Il premio si articola in varie sezioni, ecco, brevemente riassumiamole, Presidente.
Ecco, in tante sezioni anzitutto abbiamo la sezione giovani che praticamente viene fatto nelle scuole, dove partecipano tutte scuole non solo della nostra provincia ma anche di fuori provincia. Poi abbiamo il premio letterario Poesie in lingua siciliana, punti in lingua siciliana e varie sezioni di libri, e nonché il premio non consiste soltanto nel concorso letterario ma anche dei premi speciali a persone che veramente rendono grande e fanno bella la nostra Sicilia. Le richieste sono sempre tante? Sì, le richieste sono arrivate tantissime poesie, più di 580 poesie e libri che sono arrivati anche dalla Germania. Il lavoro veramente grandissimo, ma la soddisfazione è ancora più grande, perché là ci sono i nostri poeti, i nostri emigrati, e a questo a noi fa un piacere enorme averli qui con noi. Poi si ritorna dopo il Covid, anche se ancora il Covid insomma è in itinere. Sì, si ritorna, infatti noi siamo in questa bellissima location proprio perché il premio è nato a Favara ed è un premio di Favara ed era per 20 anni, è stato nel castello di Chiaramonte, ma proprio per il problema Covid non l'abbiamo potuto fare qua e abbiamo avuto la fortuna di stasera di godere di questa meravigliosa. Già si pensa alla prossima edizione? Sì, partirà sempre a dicembre nella speranza di poterlo fare d'inverno, altrimenti, ma non si ferma perché l'entusiasmo che vediamo non ci consente di fermarci. Questo grazie anche ai tanti soci che animano e operano attivamente nel centro Guttuso. Sì, i soci meravigliosi, come ho detto, che non sono soci, sono amici. Siamo tanti amici che operiamo per portare alto è il nome della Sicilia, è il nome della cultura, è il nome dell'amicizia, è il nome dei valori. L'imprenditore agrigentino Emanuele Farrugia torna a guidare il Club Lions Agrigento Host. Vediamo. Passaggio della campana oggi qui al Golf Resort Verdura tra Giuseppe Caramazza e Emanuele Farrugia dell'Agrigento Lions Host. Un impegno il suo, come diceva nella relazione, dedicato in particolare al sociale. Sì, abbiamo dedicato molta attenzione e ci siamo concentrati sulla solidarietà, sui giovani e sul territorio. Molti service infatti hanno riguardato le persone più bisognose come i profughi afghani, i profughi ucraini e le persone meno abbienti del territorio. Poi verso i giovani attraverso la valorizzazione di essi e dedicando molti service, tra cui il progetto Kairos, il progetto Un poster per la pace e inoltre per il territorio, iniziando con la denuncia della mancanza delle infrastrutture nella provincia di Agrigento e continuando con iniziative che in modo trasversale valorizzano il patrimonio, tra cui ricordiamo le 2 mezze maratone e la passeggiata veloce della Scala dei Turchi e il premio di laurea Peppino Cultrera che accomuna giovani e territorio. Un club che cresce con la presentazione di 13 nuovi soci. Sì, un risultato veramente importante, la crescita associativa era un obiettivo che mi ero posto come presidente insieme agli altri soci del club in quest'anno sociale. Siamo passati da 54 a 67, in tutto l'anno sono entrati 17 nuovi soci, per cui siamo abbastanza soddisfatti. Emanuele Farrugia ritorna alla presidenza di Agrigento Lions Host, un impegno sicuramente importante anche per l'eredità che Caramazza le lascia, un club che abbiamo visto cresce con la presentazione di 13 soci. Sì, è un onore intanto ricoprire di nuovo il ruolo di presidente del club
più vecchio che c'è ad Agrigento, Agrigento Host, è anche numericamente il più grosso. Sono onorato di questo compito che il direttivo mi ha affidato. Dopo 2 anni di pandemia finalmente con Giuseppe ci siamo rimessi in cammino, ci auguriamo che non ci siano altri motivi, ahimè, che possano bloccare il nostro lavoro fatto di solidarietà, di fratellanza. Io in maniera particolare mi dedicherò ai soci e insieme ai soci realizzeremo tutti quelli che sono i service che il distretto ci indicherà, ma sicuramente avremo anche tantissime altre occasioni per far crescere il nostro territorio, perché ci impegniamo a dare una mano a tutti coloro che hanno bisogno di noi. Allora, abbiamo il past governatore del Lions Club Sicilia, Valerio Contraffatto, presente a questo passaggio di campana di Agrigento Host, un club, abbiamo visto, molto impegnato nel sociale e che cresce anche con la presentazione di tanti soci. Il suo messaggio, past governatore? Come ho detto, sono 44 anni che sono al Lions Club Sicilia e sono felicissimo di servire, soprattutto di servire il club di Agrigento Host, dove diciamo abbiamo fatto tante cose e merita molto il club di Agrigento. Oggi infatti abbiamo oltre 70 soci e vuol dire che è un club che viene molto, ci sono molte aspirazioni e mi dicono che ci siano tanti altri che aspettano ad entrare, per cui dico va bene, andate al Lions Club, il Lions è molto importante. Ecco, che evoluzione ha avuto da quando lei era past governatore a oggi il Lions Club? Il Lions Club, l'evoluzione dal 2003 è stata notevole. Soprattutto anche a Agrigento, devo dire che siamo arrivati anche a 102 soci, oggi siamo 70, ma ci sono club tipo Palermo che aveva 180 soci, oggi Palermo ha 50 soci. Per dire, Agrigento va molto bene con il Lions perché fa molto. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Giornata ecologica Eracle Amino, in prima linea anche il sindaco Santo Borsellino. Vediamo. Ringrazio il Comitato Cittadino, il WWF, Mare Vivo. Sono iniziative che servono a sensibilizzare i cittadini che frequentano la pineta, perché la pineta è di tutti, è inutile lasciarla sporca, cioè se la lasciamo pulita la depuriamo pulita, quindi dare un significato a chi frequenta le pinete e frequenta il mare di lasciare un ambiente pulito. Principalmente l'obiettivo è quello di stimolare la popolazione di Cattolica e dintorni a una maggiore tutela e attenzione nei confronti del nostro patrimonio paesaggistico ed ambientale. Si è voluti partire proprio dalla pineta di Eracle Amino e scegliere una domenica proprio per dare questo forte segnale di ripresa e di riappropriazione dei propri spazi, anche perché questi rifiuti presenti nella pineta non è che nascono dalle piante, sono lì portate da chi fruisce della spiaggia e della pineta. E quindi si vuole principalmente sensibilizzare i fruitori di questo bene a una maggiore attenzione, cercando di stimolarli a non abbandonare rifiuti nella pineta e al contempo cercare di stimolare anche l'amministrazione comunale a una maggiore attenzione nei confronti di questo bene. La cosa che mi sta dando molto coraggio è il fatto che già di prima mattina molti si sono presentati qui spontaneamente per partecipare a questa giornata. Questo è molto incoraggiante perché è la strada giusta da percorrere per il futuro. Queste iniziative sono molto importanti, infatti voglio ringraziare l'ingegnere Gambino per averci invitato a partecipare a questa lodevole iniziativa, all'associazione Mare Vivo e a tutti i partecipanti che oggi sono qua a cercare di pulire il nostro boschetto e speriamo che non venga più sporcato in futuro. Mare Vivo sta aderendo a una bellissima iniziativa, un comitato civico cittadino di Cattolica Eraclea, sta collaborando insieme ad altre associazioni che stanno presenti oggi a dare
un contributo per la pulizia del boschetto di Eraclea. Sì, è vero, Mare Vivo l'ha fatto sempre, ma questo non significa niente se non il fatto che è una piccolissima pedina di un gruppo di persone che speriamo possa portare avanti ad Eraclea Minova, spiaggia, bosco e tutto il territorio, possa dare un contributo per valorizzare e rendere più pulito questo sito veramente importante che sta a cuore a tutti, e speriamo da oggi in poi possa stare a cuore sempre a più persone. Recuperate delle anfore antiche nel mare di Mazzara del Vallo. C'è il servizio. Il nucleo subacqueo della Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana è intervenuto in località Tonnarella, Mazzara del Vallo, per verificare la presenza di alcune anfore avvistate nel basso fondale prospiciente i lidi balneari della zona, la cui segnalazione è stata effettuata dalla subacquea mazzarese Francesca Maggio. Le operazioni di recupero si sono svolte con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Mazzara, comandata dal capitano di fregata Enrico Arena, che ha utilizzato i mezzi nautici MVCP 849 al Batticello, GC B101 per effettuare l'operazione Mare nel Corso, della quale sono stati portati in superficie importanti reperti archeologici. I subacquei della Soprintendenza del Mare, Salvo Emma e Nicolo Bruno, hanno effettuato il recupero di 4 anfore e di altri frammenti di materiale anforaceo. Fondamentale la collaborazione di Walter Marino della Scuba School di Mazzara, profondo conoscitore dei fondali mazzaresi, al quale sono stati temporaneamente affidati i reperti presso la sede della Lega Navale Italiana di Mazzara. Le anfore sono state subito sottoposte al primo intervento di desalinizzazione su indicazioni dei tecnici della stessa soprintendenza. Il sito subacqueo è stato documentato e rilevato. Già nella zona di Tonnarella sono state messe in atto le procedure per verificare la possibile presenza di altre evidenze archeologiche. Ancora una volta sottolinea l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà, il fondamentale e tempestivo supporto dei sublocali ha consentito il recupero di importanti reperti. La tempestiva segnalazione alla Capitaneria di Porto e alla Soprintendenza del Mare ha permesso infatti di individuare e recuperare le anfore che si trovavano in evidente pericolo di trafugamento. Si tratta di una zona molto interessante, già in passato oggetto di ritrovamenti e di scavi archeologici, dove si potranno avviare ulteriori indagini. Il coinvolgimento dei subacquei, che hanno segnalato i reperti, peraltro, dimostra ancora una volta che il contatto con il territorio è l'arma vincente per la conoscenza e la tutela di siti di interesse culturale. Le anfore recuperate sono di 4 tipologie diverse. La collaborazione tra istituzioni, dichiara il soprintendente del mare Ferdinando Maurici, ancora una volta ha consentito di porre in essere quelle azioni di tutela fondamentali per la protezione del patrimonio culturale subacqueo. Il consolidato rapporto con la Guardia Costiera, che ci fornisce supporto con uomini e mezzi, è per noi di fondamentale importanza, una collaborazione che porta sempre a risultati eccellenti. I mezzi nautici della Guardia Costiera di Mazzara del Vallo, che hanno partecipato alle operazioni, sono stati coordinati dalla capo servizio operativo, capitana di corvetta Carla Picardi. Si ringraziano per il supporto logistico i subacquei della Scuba School e del gruppo subacqueo della Lega Navale Italiana di Mazzara del Vallo, Walter Marino, Francesca Maggio, Vito Licari e Alessandro Romagnosi. Sport, calcio, l'Acragas sta iniziando a porre le basi per una prossima stagione da protagonista. Non si conosce ancora la categoria, la certezza si chiama eccellenza, anche se rimane comunque una piccola speranza di ripescaggio. Il nuovo direttore sportivo è Ernesto Russello e arrivano nuovi soci. Carmelo Lentini. Allora, Presidente Teni, vogliamo un po' riprendere il discorso societario. Nomi e percentuale dei soci che fanno parte dell'Acragas. Allora, in atto tra nuovi e vecchi soci, la nuova compagine dell'Acragas è così composta: l'avvocato Giancarlo Rosato il 5%, il dottore Salvatore Bottone il 5%, il dottore Alfonso Lozzito il 2%, il signor Paolo Maira Paolo Vella della tipografia Maira il 5%, Alessandra Veneziano il 5%, l'architetto Gero Brucculeri il 2%.
significa che il gruppo Deni Callari mantiene il 76%. Di questo 76% noi vogliamo mettere, diciamo così, a disposizione di chi volesse di fare parte dell'Agregas, il 20% lo devono mettere sul mercato. Questa è un po' la nostra idea. Presidente Deni, ultimamente c'è stato un incontro finalmente con l'amministrazione comunale. Ecco, si sono chiariti determinati concetti, come la vede in futuro, se ci saranno delle cose favorevoli per lo stadio Esseneto. In quella riunione io non ero presente. C'erano presenti dei miei collaboratori, i quali mi hanno riferito che il sindaco Miccichè era molto disponibile a venire incontro a quelle che sono le esigenze dell'Agregas. Però nel contempo mi dicono che c'era qualche altro amministratore comunale che voleva rinnovare la variante napoletana del Cagni-e-Fotti. Ora non lo so, aspettiamo gli eventi. Presidente, la scelta di direttore sportivo è caduto su Ernesto Russello, un gradito ritorno per la piazza agrigentina. Sì, Russello è un agrigentino doc e oltre a essere il direttore sportivo dell'Agregas è un tifoso dell'Agregas. Noi nell'ambito delle nostre scelte abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere Ernesto Russello, che voi tutti conoscete la sua bravura, il suo curriculum, per cui riteniamo di aver fatto la cosa più giusta per l'Agregas. Ecco, un'ultima domanda riguarda i tifosi dell'Agregas. Ecco, quale messaggio diamo agli sportivi agrigentini? Di riconfermarci la fiducia che ci hanno dato l'anno scorso. La tifoseria è stata entusiasmante, è stata ammirevole e noi gliene siamo grati e vogliamo non solo confermare quello che è avvenuto l'anno scorso, ma vogliamo fare crescere una tifoseria, una giovane tifoseria, tant'è che nei prossimi giorni faremo dei ragionamenti di come coinvolgere i ragazzini per far sì che cresca una sana tifoseria a favore della squadra della città. Settore giovanile e squadra Agregas femminile, le ultime novità. Le ultime novità noi abbiamo confermato Piranio alla guida della squadra femminile perché ha fatto un bel lavoro, l'anno scorso hanno ottenuto una meritata promozione e quest'anno gli vogliamo dare un supporto non solo logistico ma anche economico. Nel contempo abbiamo affidato a Dino De Rosa, che è una vecchia conoscenza dell'Agregas, la creazione di tutto il settore giovanile e credo che faremo i tre settori del settore giovanile saranno a lui affidati e poi con tutta una serie di collaboratori che nomineremo. Per quanto riguarda tutte le altre nomine ci riserviamo in settimana di farci un ragionamento tra i soci e ve lo comunicheremo. Dottore Callari, finalmente l'Agregas riparte, ma potrebbe ripartire anche con una bella sorpresa, la sorpresa della Serie D. È così difficile ottenerla? Il Catania viene ripescato in Serie D perché il Catania ha dei pregressi calcistici importanti. Penso che anche l'Agregas, capoluogo di provincia, uno stadio, un settore giovanile, 6 punti dai parametri vengono solo affidati all'Agregas per il fatto di essere arrivata alla finale nazionale dei playoff. Tutte queste caratteristiche ci danno ci permettono di essere ottimisti, è quello che noi vogliamo continuare ad essere perché meritiamo veramente la Serie D. Semplicemente l'ultima partita non ci è andata bene e il calcio poi è così. Speriamo bene
nella Serie D, speriamo bene di avere un punteggio tale rispettando i parametri, il capoluogo di provincia, lo stadio Seneto, la finale dei playoff nazionali, tutto questo punteggio speriamo di arrivare a un buon risultato per accedere alla Serie D. Che segnali arrivano dalla Lega? Ci dicono che siamo dei papabili, bisogna fare la domanda, lunedì si farà la domanda, si farà il versamento di una somma importante, non abbiamo problemi da questo punto di vista, è la caratteristica della società, siamo forti. Ernesto Rossiello, intanto bentornato in Akragas. Grazie. Ma come si sta lontani dall'Akragas? Niente, era giusto, ti dico la verità, era giusto dopo quei 2 anni devastati anche dal Covid, che sono stati, io ho fatto 2 anni qua con tanti problemi ed era giusto che mi facevo da parte e che fortunatamente è venuta l'era Deni, che è una società l'anno scorso ha dimostrato con i fatti che possono fare calcio. Io ripeto, io mi sono trovato il primo anno a gestire una situazione un pochettino complicata, eravamo rimasti io e l'avvocato Cassonuovo. Il secondo anno, tra tira e molla di Covid, non è stato un campionato assolutamente regolare. Vi ricordo che le prime 6 partite eravamo in testa alla classifica e chi poi ha vinto aveva 4 punti indietro di noi. Niente, che come ho detto poco fa in conferenza stampa mi ha colpito tanto, vabbè, a parte il fatto di ritornare ad Agrigento, che voi sapete tutti che io sono sempre un biancazzurro, lo sono sempre stato. E questa voglia che ha il presidente Deni, con tutti i dirigenti e i soci, di ripartire subito. E da lì, questo è manna del cielo, che è una società che ti mette a disposizione tutto quello che avevano l'anno scorso, anche l'hanno dimostrato, a livello economico, organizzativo. Quindi quest'anno non avrò altri assilli se non quello di concentrarmi a fare il direttore sportivo serio. Diciamo che c'è una base tecnica abbastanza valida, la riconferma di Nicolo Terranova, ma ci sono anche dei validi giocatori che meriterebbero anche di essere riconfermati. Sì, ma già con qualcuno di loro già c'è stato il primo approccio, che magari da lunedì inizieremo a ritesserarli. Però in tanti che volevamo, qualche altro invece ha preso altre strade che magari era nella mente del mister, perché alla fine, devo dire la verità, lui ci ha lavorato 5-6 mesi, li conosce sicuramente meglio di me, sa quello che possono dare, è giusto che alle scelte riconfermati uno tiene in considerazione la parola del mister. Ci vorrebbero dei giocatori che potrebbero fare anche la differenza in questo campionato. Ma ci vorrebbe intanto giocatori che hanno voglia di venire qua e sposare questo progetto, che come ha detto prima il Presidente si potrebbe aprire un bel ciclo qua da Agrigento. Quindi il giocatore che viene qua sa che se fa bene possiamo aprire un ciclo insieme. Quindi è una carta che, come me la sto giocando io, se la devono giocare pure loro. Però le motivazioni non devono mancare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.